Ben ritrovati amici appassionati con lo spettacolo dell'eccellenza siciliana dal campo di Zia Lisa in Catania. Un saluto da Claudio Costanzo e benvenuti ad Atletico Catania Pistunina, padroni di casa reduci dalla sconfitta nella prima uscita in quel di Giarre, rossoneri di mister Raciti, che anch'essi devono rimediare alla prima sconfitta stagionale interna subita dal Biancavilla di Baiocco e compagni. Sceglie un 4-3-3 per disporsi in campo mister Raciti, che vede l'esordio di Privitera tra i pali, linea 4 formata da D'Angelo, Colucci, Kiglian e Puzzone. Sarà Caldore ad agire davanti alla difesa con Ardiri, anch'esso all'esordio stagionale, e Keita ai suoi lati. Il tridente d'attacco è formato da Ancione, Buscema e Lo Giudice. Risponde all'altro lato mister Proto con Caruso tra i pali, 2 Castiglia, 3 Stancampiano, 4 De Manuele, 5 Russo, 6 Perla, 7 Licata, 8 Bonilli, 9 Giorgione Corona, 10 Sottile, 11 Marziale. Osservato anche qui un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell'alluvione di Livorno, e poi potremo passare a raccontarvi delle ostilità di questa gara. Nuova maglia per l'Atletico Catania presentata in settimana gialla con inserti rosso-blu, classica divisa rosso-nera per il Pistunina, che prova subito a mettere pressione ai padroni di casa e ci riesce qui con Lo Giudice, che riesce a rubare palla al diretto avversario, involarsi verso la porta, ma arriva puntuale la chiusura del difensore dei padroni di casa, che manda il pallone in corner. Intanto, come al solito, osserva la partita nervosamente mister Raciti, quando l'Atletico Catania spinge forte sull'acceleratore, azione personale messa in mezzo, e Kiglian che deve alleggerire in corner. Pistunina che ora comincia a subire la pressione dei locali con questo pallone, che riesce ad allontanare in qualche modo Caldore. Arriva però Marziale, che se la porta sul mancino e la manda all'incrocio dei pali per l'1-0 dell'Atletico Catania al 27esimo minuto di gioco. E Marziale a sbloccare il match con un super gol che riapprezziamo grazie al nostro rallenti. Il suo mancino dove nulla può Privitera, può solo guardare l'estremo difensore del Pistunina. Non demorde però la squadra ospite qui con Lo Giudice, che punta il diretto avversario, si sposta il pallone sul destro e pareggia i conti. Dopo appena 8 minuti Damiano Lo Giudice si inventa il gol dell'1-1 con la sua più classica delle giocate, palla sul destro, tiro sul palo lontano. E anche qui Caruso può solo guardare, tutto da rifare per l'Atletico Catania. Che giocata di Damiano Lo Giudice. Risultato molto ispirato quest'oggi. Atletico Catania che però non ci sta e si riversa subito in avanti, ancora con Marziale che salta il diretto avversario, mette in mezzo, ma riesce ancora una volta ad alleggerire a difesa del Pistunina. E poi il tiro dalla distanza dell'Atletico Catania si spegne sul fondo. Pistunina, e qua un'altra occasione con Ancione che allarga sempre per Lo Giudice, punta il diretto avversario, si sposta ancora una volta il pallone, ma il suo destro questa volta finisce di un soffio al lato, alla sinistra della porta, difesa da Caruso. Pistunina che è vivo e c'è e si vuole fare sentire. Terminerà così il primo tempo col duplice fischio del direttore di gara, 1-1. Risponde alla rete di Marziale al 27esimo minuto di gioco la perla di Lo Giudice al 35esimo, quando le due squadre torneranno ben presto in campo. E noi con le nostre immagini possiamo passare a raccontarvi la seconda frazione di gioco, con l'Atletico Catania che prova a mettere subito il piede sull'acceleratore, sventaglia dall'altro lato. Dopo appena 10 minuti di gioco però arriva la zampata dell'eterno Giorgio Corona, che stoppa questo pallone, si gira sul diretto marcatore e la manda alle spalle di Colucci. Torna in vantaggio l'Atletico Catania, ci mette lo zampino re Giorgio Corona, qui sfruttando anche la propria esperienza. Risultato un po' acerbo in questa marcatura Kiglian, che fino a qui stava effettuando una prova superba in marcatura proprio sull'eterno Giorgio Corona. Qui intanto abbandona il campo Buscema a favore di Saglimbene, che andrà a prendere il suo posto sul binario di destra. Pistunina che prova a ridisporsi in campo quasi con un 4-4-2, e qui è ancora una volta Lo Giudice ad accendere la lampadina per i suoi. Semina il panico tra le maglie gialle, il suo diagonale poi è salvato sulla linea da un difensore dell'Atletico Catania. Qui intanto altro cambio, entra Casella per Keita, prova il tutto per tutto mister Raciti, abbandona anche il campo un eterno Giorgio Corona, che anche quest'oggi è riuscito a mettere alla veneranda età di 43 anni lo zampino in questa gara. Calciatore sicuramente di altre categorie, che ha ancora la voglia e la passione di calcare anche palcoscenici minori. Dal 5 al suo compagno, e prenderà il suo posto in campo. Un'occasione
per i padroni di casa con questo calcio di punizione che Colucci con l'ausilio della traversa riesce ad allontanare. Pistunina che ora sta soffrendo, rivediamo però il volo di Colucci che riesce a mandare il pallone sulla faccia esterna della traversa, quando il Pistunina ha questa occasione con Casella che mette dentro Perancione che a gioco fermo deposita in porta, ravvisata. L'assist di Casella fosse avvenuto quando la palla è uscita dal rettangolo a gioco. Qui intanto doppio cambio, fuori Kiglen e Ardiri, dentro Minissale e Gartey per il Pistunina che prova il tutto per tutto, e qui per poco, a pochi minuti dal termine, strava per trovare il gol del pari. Il tiro di Casella è stato rimpallato proprio da un compagno di squadra a pochi metri dalla linea di porta. Nel finale però c'è una doppia occasione per i padroni di casa, qui con Minissale che non riesce a gestire al meglio la sfera, gliela soffia l'attaccante dell'Atletico Catania che va via in velocità, da uno sguardo in mezzo dove arriva un compagno, ancora azione rugbistica dell'Atletico Catania che si chiude con questo destro di lupo addosso a Colucci che riesce a mandare il corner. Non esiste praticamente più la difesa del Pistunino che è totalmente riversato in avanti, e allora lascia campo alle offensive dell'Atletico Catania che qui con Raciti riesce a firmare al 52esimo del secondo tempo il gol del 3-1 e arriva a seguire il triplice fischio del direttore di gara. Finisce 3-1 per l'Atletico Catania che bagna con una vittoria il suo esordio casalingo. Comunque un ottimo Pistunina vivo e vivace che gli ha dato molto filo da torcere. Da Claudio Costanzo anche per questo oggi è tutto, vi ringraziamo, alla prossima.